Cari amici, buonasera e ben ritrovati a Healthy Living 2021. La puntata di mercoledì scorso non è potuta andare in onda per motivi tecnici, ma verrà riproposta mercoledì 5 maggio e quindi l'ultima puntata, la puntata di chiusura di Healthy Living, è posticipata a mercoledì 12 maggio. Qual è l'argomento della conversazione odierna di Healthy Living? Il tempo dello spirito. Buon cibo e buon vino per l'equilibrio di mente, corpo e spirito. E chi ci accompagnerà in questa conversazione? Due ospiti d'eccezione che sono lo chef, come sempre, e il vignaiuolo. Lo chef è Stefania Martinato. Stefania nasce in Belgio, si trasferisce poi in Germania e una volta rientrata in Italia i suoi genitori aprono un piccolo albergo di montagna e quindi sin da piccola, come dire, annusa con i genitori la passione per la cucina, per la ristorazione, per l'accoglienza. Quindi dopo aver terminato i suoi studi linguistici ed essersi iscritta alla facoltà di giurisprudenza, comprende che la sua passione è quella di occuparsi degli altri attraverso il cibo. E quindi a soli 21 anni apre il suo primo ristorante e oggi è a Padova con il ristorante Belle Parti. Il vignaiuolo ha un curriculum dal punto di vista del cursus honorum degli studi impressionante. Nasce a Gorizia, si laurea prima in fisica nucleare, successivamente ottiene un dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e successivamente un master in psicologia di consultazione. È anche professore di teologia fondamentale nella facoltà di teologia del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, di cui è stato anche magnifico rettore. Il suo attuale campo di ricerca è il rapporto scienza e teologia, ma soprattutto è un vignaiuolo al momento. Perché? Perché dal giugno del 2019 è abate dell'abbazia di Praglia e quindi si occupa dei vini dell'abbazia di Praglia. Adesso sono un pochino imbarazzato e non so come chiamarlo, professore, abate, padre, don. Stefano, penso che don possa andare bene per rendere più colloquiale la nostra conversazione, se mi autorizzi. Certamente il dom è benissimo, va benissimo, è perfetto. Perfetto, anzi più che dom direi dom, in onore del Dom Quello Pérignon. ricorda poi anche parlando di vini, il dom fa subito risuonare altri nomi attaccati al dom. E altre memorie sicuramente insomma, interessanti. Parlando di vino. Allora, torniamo alla passione di Stefania. Chi cucina mette tutto se stesso nel cibo. Pensiamo alla mamma quando cucina che mette il suo amore, la sua attenzione nei confronti dei figli, della famiglia. E quindi si dice che cucinare da arrabbiati non fa bene. Allora, noti una diversa riuscita dei piatti in base all'umore che lo chef sta in quel momento attraversando mentre si mette i fornelli? Conferma Gino, assolutamente sì. Io credo che sia proprio, ecco, la parola chiave è condivisione, no? Ti potrei raccontare tantissimi aneddoti per cui magari il cuoco arrabbiato, problemi in sala perché i piatti non riuscivano. Effettivamente c'è una connessione perché il cibo è... nel cibo si trasmette energia, frequenza, vibrazione, quindi è verissimo. Se pensiamo appunto alla mamma che cucina per il proprio figlio con amore, i nostri cuochi fanno lo stesso. Infatti nel nostro ristorante una delle regole è proprio lasciare il più possibile i problemi quotidiani all'esterno e cercare di essere sereni. Nella nostra cucina c'è sempre musica, si cerca sempre di creare un ambiente rilassato. E ecco, io cerco di fare spesso da pacere, di avere un bel rapporto, insomma, e mantenere la serenità, e il cliente lo sente, come lo sente anche attraverso il servizio, il sorriso e l'energia si passa attraverso, insomma, tutte queste vibrazioni, sì. Il tuo sorriso questo sicuramente lo trasmette ai tuoi clienti, ma pensi sia vero che il cibo permette in qualche modo di entrare in relazione con chi lo ha preparato? Allora, come riesci a trasmettere questa relazione? Allora, diciamo che c'è una identificazione che c'è sia che è connessa un po' tra il cuoco, il cliente che richiede quel tipo di piatto, chi lo prepara e anche chi produce magari il cibo che noi andiamo a preparare. C'è una sinergia tra le cose fondamentale perché insomma bisogna cucinare con consapevolezza e sensibilità.
Molto bene. Domma, permettimi questa scivolata d'ala. La leggenda narra che il vino fu donato agli uomini dagli dei per allietarne lo spirito e le fatiche del lavoro. Bene, dal tuo punto di vista il vino ancora oggi può essere considerato un medicamento per l'anima? O ancora più oggi possa essere considerato un medicamento per l'anima? Lo è sempre stato e continua. Guarda, ci rifacciamo niente che di meno alla Sacra Scrittura, dove un passo dice che allegria del cuore e gioia dell'anima è il vino, a tempo e a misura opportuna, ovviamente. Quindi questo rimane quindi nella Sacra Scrittura, anche diciamo quindi che guardiamo la Sacra Scrittura come qualcosa che prende questa interiorità dell'uomo, che riguarda ognuno di noi, riguarda l'uomo di sempre, di ogni periodo. Quindi il vino legato alla gioia, all'allegria, alla benedizione di Dio verso gli uomini. Una mancanza di vino è vista nella Sacra Scrittura, quindi un qualcosa, come ho detto, che si lega proprio alla nostra interiorità, è vista come una mancanza di benedizione, mancanza di vita, come un sprofondare, diciamo così, nella tristezza. Quindi, ecco, direi che permane, leggendo, ecco, nella profondità del cuore dell'uomo, questo legame tra vino e anima, tra vino e spirito, almeno nella nostra cultura. Ecco, quando pensiamo al vino, penso che dobbiamo, ma siamo anche portati a guardare e a leggerlo in questa prospettiva, in questa dimensione. Vero, mi ricordo, so che insomma anche il nostro Signore viene spesso raffigurato al banchetto, no? Che condivide appunto il cibo, poi c'è anche la stessa Eucaristia, il vino e il pane, quindi vero, verissimo. No, è vero anche perché entrando proprio nel particolare, allora nei Vangeli di Gesù viene descritto come esplicitamente come uno che mangiava e beveva, ecco, a differenza degli altri, veniva messo a differenza degli sceti di Giovanni Battista, dei suoi discepoli, che invece digiunavano, e dopo lui diceva appunto Gesù invece mangia e beve. Lui dice gli altri non vi andava bene, parlando ai farisei, perché quello stava nel deserto, non va bene, e questo non va bene perché dite che è un mangione e un beone. Quindi ecco, entra anche nel Vangelo, nella storia di Gesù, questo mangiare e questo bere, ecco, diciamo, fa parte ancora di più, diciamo, della nostra visione, ecco, dell'uomo, ecco, che ci è stata tramandata e che fa parte della nostra tradizione. Bene, da tempo si è imposta l'esigenza di un'agricoltura etica e sostenibile, e la produzione di vino è sicuramente un'espressione dell'agricoltura. Quindi, Dom, come possono integrarsi nella produzione di vino etica e sostenibilità? Posso dire come la integriamo noi, come la pensiamo noi. Questo è un nostro, diciamo, punto di forza, o anche un punto in cui ci sentiamo impegnati, no? Nel fare, nel perseguire. Per noi, diciamo, sostenibile, che poi tra l'altro questa parola sostenibilità è un qualcosa che si lega al mondo benedettino, che da sempre ha avuto tra i suoi valori quello della buona amministrazione, dove non bisogna intendere solamente amministrazione del patrimonio finanziario, ma amministrazione anche di ciò che ci viene dato, e tra quello che ci viene dato è anche la creazione, l'ambiente, il paesaggio, quello che ci circonda. Quindi è sempre stata impostata le attività in un'ottica di conservazione, di rispetto. Ecco, quindi noi quando abbiamo sviluppato i nostri vigneti, pur non avendo scelto, diciamo, una visione totalmente, se vogliamo, di produzione biologica, però la facciamo in maniera di lotta integrata, no? Dove abbiamo dei disciplinari molto rigidi, con controlli, regolamentazioni sia sull'uva, sul terreno, sul vino finale. E poi anche noi bisogna tener conto che abbiamo sì anche il vino, ma abbiamo anche l'apicoltura, e questo è un controllo in più,
perché non vogliamo che le nostre api muoiano e quindi facciamo tutti trattamenti che siano ecosostenibili per fare in modo sì che anche le nostre api ne traggano profitto. E quindi non facciamo semplicemente diserbi, quando facciamo potature lasciamo spazio, togliamo via dei veri e propri grappoli, quindi facciamo una perdita se vogliamo di produzione, ma lasciamo aria che ci sia tra un grappolo e l'altro perché ci siano meno malattie, eccetera, così, un diradamento dell'uva e altre questioni. E dopo, ovviamente, oltre che essere sostenibile, etico, perché etico cerchiamo di avere un lavoro, e questo anche entra a pieno diritto dentro una visione benedettina, in cui non si sfruttano le persone, no? Non abbiamo caporalati o roba del genere, a tutti viene garantito un giusto equo salario, in modo che in tutte le fasi della produzione, dall'inizio alla fine, vengono rispettati un minimo di criteri etici, in modo che nessuno possa lamentarsi o accusarci di non seguire, diciamo, una direzione etica nella gestione, nell'amministrazione. Don, mi piace molto questa annotazione dell'ape come guardiano della biointegrità, questo mi piace molto. Però restiamo ancora nel giardino dell'etica anche con Stefania Martinato, perché la scelta delle materie prime ha anch'essa implicazioni etiche, quindi l'uso di prodotti a chilometro zero, oggi si parla tantissimo, no, nei ristoranti, nella ristorazione di prodotti a chilometro zero, favoriscono una riduzione dell'inquinamento, il prodotto è più fresco e si torna a dare valore spirituale e simbolico al cibo. Abbiamo appena sentito cosa ci ha detto il Don. Possiamo dire quindi che con il cibo a chilometro zero questo contiene ancora molta energia positiva, e allora domando allo chef come riesce a coniugare l'uso di materie prime a chilometro zero con la varietà dei cibi proposti nel momento in cui comincia a disegnare i menù. Allora, per noi è fondamentale ed è bellissimo riuscire a utilizzare appunto tutti i prodotti e le materie prime a chilometro zero, a filiera corta, proprio perché stiamo entrando ormai nel futuro, biodiversità, come diceva Don Stefano, il bisogno così, diciamo, di reintrodurre tutto quello che è locale, anche nella tradizione, non solo del nostro territorio, in questo caso il Veneto, ma proprio italiana. E quello che riusciamo a fare noi è molto di più di quello che uno pensa, è forse anche più facile lavorando a chilometro zero, proponendo una cucina tradizionale ovviamente rivisitata e anche magari studiando le erbe locali. Stiamo cercando sempre di evolverci e di ritornare un po' anche proprio alla tradizione e a ricercare un pochino quelle cose che si erano perse. Quindi si riesce più facilmente che andare a fare contaminare, tra virgolette, con le nuove cucine che comunque hanno ampio spazio nei nostri menù, ormai abbiamo visto. Quindi è una delle prime cose che cerchiamo di fare, appunto, per arrivare a fare una cucina il più possibile salutare, che sia sana per lo spirito che per il corpo. Grazie Stefania. Dom, in diversi dibattiti tra esperti si disegna questa distinzione tra vini etici e vini fatti per il commercio, quindi con un occhio alla commercializzazione del prodotto. Probabilmente invece è la storia che c'è alla base di quel vino che lo rende etico. Cosa ne pensi? Qual è la tua opinione? Sì, l'idea è appunto che bisogna guardare alla storia, ciò che ci sta dietro, cosa ha condotto a quel prodotto. E se, per esempio, ci sta dietro solo una storia che è finalizzata alla commercializzazione, al profitto, al vendere per vendere, senza guardare altri parametri, come dicevo prima, la sostenibilità, criteri etici, e quindi si arriva solamente a guardare, a commercializzare, quindi tutto ciò che sta dietro parla e dice solo di questo, mi sembra che la conclusione sia scontata. Se invece dietro ci sta un progetto che va al di là, appunto, che
prende in considerazione tanto anche la sostenibilità ambientale, che prende in considerazione questioni etiche, che si lega a una tradizione culturale lunga che, come dicevo all'inizio, a parte si lega nel nostro caso già alla Sacra Scrittura, a tutta la storia monastica che ha visto i monaci in prima linea per spostare e impiantare vigne in tutta Europa, dove il fine primario non è solamente quello, pur non essendo disprezzando il guadagno, ma non è quello il fine, ma è un essere e inserirsi dentro la natura, tirando fuori un qualcosa della natura che possa essere di giovamento all'uomo, appunto, nel corpo, nello spirito e nell'anima. Questa, diciamo, è tutta un'altra storia e ha tutto un altro significato. Allora, cerchiamo di calare queste considerazioni, Dom, al mondo attuale, al mondo dei giovani, che apparentemente numerose indagini ci dicono che non trovano più il vino interessante come lo era per i loro nonni. Oggi le giovani generazioni prediligono i cocktail, prediligono i superalcolici. Hai una ricetta che ci possa permettere di riavvicinare al buon bere i giovani? La ricetta ovviamente vincente non ce n'ho, ma penso che per i giovani bisogna insistere su alcune dimensioni che porta con sé il vino, che invece non lo porta il cocktail o i superalcolici. Il vino porta con sé immagini di convivialità, se vogliamo, il stare insieme, il condividere le nostre esperienze, il parlare, il fare gruppo, il divertirsi insieme, che non trovo nei cocktail o nei superalcolici, che è più un consumo così fatto sul momento per, se vogliamo, per sballare o per divertirsi in maniera così esagerata, se vogliamo, senza adesso entrare nei dettagli. Invece insisterei più sul vino con i suoi diciamo valori di convivialità, di condivisione, e il fatto che poi il vino far conoscere, vedere che si lega a tutta questa storia, a tutta questa tradizione che sta dietro alla nostra cultura anche italiana. C'è tutto, come parlavamo prima, una storia ben radicata nella nostra cultura, quindi vivere e condividere il vino vuol dire anche entrare in questa storia, in questa tradizione. Come pure far presente, ecco, che nel produrre il vino si dà importanza anche a valori etici, ambientali, di ecosostenibilità, anche con prodotti che si avvicinano alla dimensione più biologica possibile, anche sviluppando vitigni autoctoni, quindi tipici di alcune zone, quindi tutta questa dimensione culturale che porta con sé il bere, il trovarsi insieme per condividere un bicchiere di vino, che invece non vedo proprio nella condivisione di cocktail o di superalcolici, ecco. Quindi insistere su queste dimensioni che il vino porta con sé e che non sono presenti in altre bevande. Ecco. Quindi sostanzialmente, prego Stefania. Di dire a nome, non sono giovanissima, però lavorando così in ristorante vedo sempre più spesso i giovani invece avvicinarsi moltissimo al vino, almeno negli ultimi 5-6 anni. C'è veramente un grande ritorno, soprattutto richiedono moltissimo i vini biologici, biodinamici, c'è un ritorno a questa cultura. Magari negli anni 2000, 90, fine 90 c'è stata un po', diciamo, l'ascesa del cocktail, ma adesso c'è un grandissimo ritorno, perché i giovani di adesso stanno, secondo me, cambiando un po' le sorti di questo mondo, loro nel loro piccolo, intendo il mondo della ristorazione e anche del vino. Vedo che c'è un approccio sempre più sostanziale verso il vino e verso il buon cibo, e quindi mi sentivo di dire anche questo, perché è bellissimo, almeno io che lo posso vedere, che vedo tantissima gente
resto a volte colpita da persone di 23-24 anni che hanno delle conoscenze che a volte mi mettono anche a disagio, dico ma sa anche più cose di me, quindi ecco, è una bellissima cosa, secondo me è un segno così di speranza. Stefania, resto su questa tua puntualizzazione, perché a tavolo si condividono sguardi, parole, sorrisi, quindi mangiare insieme apre alla comunione. C'è un cibo che può favorire questa comunione? Un buon dolce accompagnato da un buon vino? C'è un cibo che nella tua esperienza vedi che facilita questa comunione di sguardi, interessi, di conversazione tra i commensali, indipendentemente anche dai giovani? Sì, assolutamente sì. Beh, innanzitutto il cibo in sé è questo, è condivisione, qualsiasi tipo di cibo, cioè il momento in cui uno decide di cenare con qualcuno e si ritrova in un ristorante, ovviamente crea convivialità e crea, non lo so, la possibilità di lavorare insieme. Ecco, io vedo, adesso parlo nel mio piccolo, i ristoranti diventano un tempio dove le persone scambiano i momenti più importanti della loro vita. Io lo vedo così, e anche proprio il fatto di cibarsi insieme, di creare questa intimità, che poi è un rapporto intrinseco tra cliente, il cuoco che lo cucina, io che te lo servo, è un tempio dove le persone si ritrovano, si fidanzano, vengono, dopo che sono andati a messa a battezzare il figlio, vanno nel loro ristorante che diventa la loro seconda casa, dopo la chiesa, dopo la loro casa, dove condividere il momento importante. Quindi il piatto in sé può essere anche il più semplice in assoluto, l'importante è che venga fatto e servito con un'etica e con l'ingrediente che è sempre quello che è l'amore, insomma, l'amore per quello che si fa. Quindi sì, ci sono delle energie sottili che collegano un po' tutto. Restiamo su queste energie sottili e sulla gioia nel cucinare, no? Nei monasteri zen il tenzo è il monaco che si occupa della cucina e questo tenzo deve avere gioia nel cucinare, servire gli altri, la gentilezza, l'attenzione verso il prossimo, una mente aperta. Qualcuno ci suggerisce che ci vorrebbe un tenzo in ogni cucina. C'è un tenzo nella tua cucina? Sono d'accordissimo, posso dirti anche chi è il tenzo sono io. Non avevo dubbi. In sala, che io sia di qua che sia di là, perché è verissimo, è fondamentale, ci vuole gioia, la gente che viene qui ha bisogno di ristoro, un ristorante in sé, ha bisogno di avere un posto dove ristorarsi, dove trovare proprio la calma dello spirito. Infatti anche un po', diciamo, il tempo dello spirito che si può collegare al vino di Dom Stefano e anche un po' al tempo dello spirito che si può passare all'interno di un luogo che può essere il ristorante o un locale dedicato, ci dovrebbe sempre essere un tenzo che crea queste situazioni di gioia. E ecco, io per esempio la mia missione è quella di sempre almeno mandare via qualcuno felice da questo locale ogni giorno, può essere, e penso che sia così per tutti i ristoratori che lavorano con grande passione, come Grazie, per tutti, insomma. Grazie Stefania. Dom, correggimi se dico una sciocchezza, ma è vero che la vigna più piccola del mondo è la vigna di Farinet, che è meno di 2 metri quadri con solamente 3 ceppi. Era una vigna che era stata di proprietà prima dell'Abbé Pierre, visto che abbiamo citato il monaco Tenzo, oggi del Dalai Lama. Bene, dal mosto ricavato dai 3 ceppi viene mescolato questo mosto a 1000 litri di vino del cantone svizzero del Vallese, dove è situata questa vigna di Farinet, che poi viene imbottigliato e venduto a scopo di beneficenza. Non possiamo negare che in un caso come questo il vino fa bene al corpo, allo spirito e alla mente. Cosa ne pensi? Dall'informazione che ho così attinto sembrerebbe che sia così, che sia proprio la più piccola vigna che venga così devoluta a questi scopi. Diciamo, dopo ci ho pensato un po' su questa piccola vigna o altro, cos'è che colpisce in questo, no? Prima della Abbé Pierre, adesso del Dalai Lama.
più che la piccola vigna, ecco, è la persona a cui è legata, no? Quindi a una persona esplicitamente appartenente al mondo religioso. E quindi diciamo che questo è il punto che attrae in questa informazione, diciamo. Ed è questo anche, al di là, dopo che venga dato per beneficenza, quello che fa un qualcosa che vada a beneficio integrale dell'uomo, questo vino così prodotto, perché ecco, legando questo vino a una personalità, quindi religiosa e spirituale, si lega il bere questo vino ad altre dimensioni, no? E non è semplicemente più un solo bere una bevanda come le altre per dissetarsi, ma si entra in altre dimensioni, in altri valori. Bevendo quel vino vedi dietro altre immagini, altre storie. Se ce l'avevi, quando pensavi all'Abbé Pierre, potevi pensare agli ultimi, alle tensioni agli ultimi, a una dimensione cristiana vissuta con impegno, e adesso che c'è la Dalai Lama, sempre su altri tipi di religiosità, però ti richiama sempre un certo distacco, una certa calma interiore, meditazione, altri valori. Ecco, direi, quando ho pensato a questa vigna, più che il fatto che poi venga data in beneficenza, ecco, è legare questa piccola parte poi di uva prodotta che viene messa nel resto, legarla a queste personalità, per cui quando tu vai a bere o lo compri, ti porti dietro tutto questo mondo che queste persone rappresentano. Ecco. Dom, ne approfitto dei tuoi studi e della tua preparazione specifica per chiederti, quando parliamo di spiritualità, parliamo di crescita della propria consapevolezza, di essere parte di un tutto con attenzione verso gli altri. Allora la mia domanda è: possono cibo e vino, e come possono aiutarci ad accrescere questa spiritualità? Questo ci possono aumentare, abituarci, diciamo, a far crescere in questa, diciamo, familiarità, se vogliamo, con lo spirito, con la dimensione, la convivialità, e in quanto dobbiamo intanto vederli come un po', adesso anche mi lego con quello diceva della cucina, della figura nel monastero, del cuoco. E dietro, ecco, c'è intanto la natura benevola che ce la porta, questa realtà, e dietro la natura ci sta un creatore, e quindi legarla in questa direzione, legarla poi però anche al lavoro dell'uomo che ci sta dietro, quindi un lavoro che, se viene fatto sempre con attenzione alla realtà creata, quindi a sostenibilità, a valori etici, e ci mette dentro anche del suo, ci mette anche dentro la sua persona. È un dono di tutte le persone che ci lavorano, come anche del cuoco che lavora nella cucina al servizio dei confratelli. Quando mangio il cibo mi dà anche una parte di sé, quindi è anche un'offerta di sé. Nella vita cristiana parliamo appunto dell'offerta di sé, offrire la propria vita in segno spirituale. Ecco, se viene fatto, come diceva prima, con amore, nel senso non per imposizione, non perché lo devi, ma lo fai per passione, ci metti dentro un qualcosa di più, c'è un ingrediente in più che è appunto questo fatto per amore, che ti fa sì che tu offri la tua vita per gli altri, prendi ciò che il creatore ha messo a nostra disposizione, lo trasformi e lo offri all'altro. In questo offrirlo offri anche un qualcosa di te stesso, metti te stesso a disposizione, in dono agli altri. Ecco, diciamo tutte dimensioni spirituali che si legano sia al bere, perché dietro ci sta tutta una storia, che se è una storia solida, è una storia, come ho detto, con fondamenta etici e con attenzione, diciamo, al creato,
è una storia che trasmette tutto un insieme di valori spirituali, sia nel vino e sia nel cibo. Grazie Dom. Stefania, la capacità di aprire il nostro spirito, visto che parliamo di spirito e mente, e la nostra mente alla conoscenza di nuovi gusti e abitudini gastronomiche ci può rendere più liberi, anche se a volte rimaniamo molto attaccati, molto ancorati alla tradizione. Allora mi domando, nella tua cucina, come coniughi tradizione e innovazione, che non è un passaggio molto semplice? Allora, come ti dicevo prima, nella nostra cucina ci sono molte contaminazioni. Noi però in particolare stiamo cercando di fare una cucina più tradizionale e diciamo più emozionale. Ti parlo di emozioni perché stiamo parlando di spirito, di un insieme di cose. Io ho la tendenza a cercare l'innovazione al contrario, nel senso cercare la tradizione, proprio il piatto più classico possibile, che può essere uno spaghetto al pomodoro col basilico, e renderlo spettacolare, nel senso uno arriva e dice ma questo cos'è? Una pasta con... No, qui c'è un insieme di ingredienti a chilometro zero, una cura, un equilibrio. Ecco che prima dicevamo che il cibo di per sé, insomma, per il corpo, per la mente, per lo spirito, il cibo di per sé è buono sempre. L'importante è come lo lavori, come lo gestisci e anche il rispetto che devi sempre avere per chi ha prodotto la materia prima che tu vai ad usare, il contadino che ha perso ore a piantare il pomodoro e tutte queste insieme. Ecco, diciamo che per me la capacità, insomma, di riuscire a fare il piatto che sta tra la tradizione e l'innovazione, nonostante le contaminazioni delle varie culture che sono meravigliose e possono aprirci a grandissimi piatti, è ancora più facile, più bello, però è molto più difficile restare appunto nella nostra realtà, nella nostra tradizione. Non a caso credo che uno dei cuochi più famosi al mondo, comunque uno dei ristoranti più famosi al mondo, che è il Noma di Copenaghen, magari ne avete già sentito parlare, già da anni ha questa filosofia di cucina vincente dove cerca di recuperare i prodotti del territorio, ecco, sarebbe bellissimo anche per noi, cercheremo di avvicinarci sempre di più a questa filosofia, cercando ovviamente di accontentare tutti e seguendo appunto anche, come dicevo prima, le biodiversità delle nostre zone, i nostri territori. E penso che sia una linea anche per Don Stefano, che d'altronde coltivando qui nelle nostre colline e il vino in una maniera veramente eccellente, anche prima con le api è una cosa a cui tengo moltissimo, perché insomma non è da tutti fare i prodotti vini così. È bello, bene. Allora, resto su questo argomento, poi torno sulla cucina emozionale, perché questa tua ultima puntualizzazione mi suggerisce una domanda per entrambi, cioè la definizione di gustare è percepire mediante il senso del gusto, quindi degustare qualcosa in più è anche percepire. Allora, tornando a quello che stavi dicendo prima, Stefania, cosa pensi che percepiscano i tuoi ospiti quando assaggiano i tuoi piatti, e al Dom cosa percepiscono quando assaggiano i tuoi vini? Parto io, Don Stefano? Sì, prego. Grazie. Allora, io credo che il cliente che arriva, quello che percepisce, allora, non è tanto il messaggio che noi vogliamo dare, ma quello che noi vorremmo lui percepisca, attenzione che adesso è l'emozione, il ricordo che porta dentro di sé assaggiando il nostro piatto. Ecco perché mi ritorno alla tradizione e all'innovazione. Un piatto che ti muove un ricordo, perché comunque la cucina, come anche che fa parte appunto per noi è il momento più importante, perché ci nutriamo da quando nasciamo e la nostra mamma ci cucina, il nostro nonno cucina, i profumi
del piatto, un gusto, muove ricordi, quindi muove emozioni che di solito sono sempre belle. È raro che mangiando qualcosa ti venga in mente una cosa brutta, insomma, perché il momento in cui ti cibi è un momento, è il momento, uno dei momenti più importanti, insomma, della giornata, il fine per sopravvivere, per vivere. Ecco, quindi più che un messaggio che noi vogliamo dare, il nostro messaggio è che muova, che scaturisca le emozioni di cui tu in quel momento hai bisogno. Ecco. Dom. Quando bevono i nostri vini, ovviamente noi vorremmo che percepissero, diciamo, un po' della nostra spiritualità, ecco, quindi che pensassero a tutta questa, diciamo, interesse che c'è per il creato, questo nel bene amministrarlo, nel conservarlo, di metterlo a frutto per il bene dell'uomo, anche in queste dimensioni umane del mangiare e del bere, in questo caso nel vino, per esempio. Vorremmo che percepissero, per esempio, quando prendono i nostri vini in metodo classico, che richiedono lunghi tempi di preparazione, con diciamo così, rimangono sui mosti anche 4 anni come minimo, percepissero quindi la pazienza che c'è dietro, la calma, il bisogno quindi anche che accompagna di uscire dalla fretta, dalla frenesia, dall'avere risultato in tempi immediati e veloci e subito, quindi a saper aspettare. Ecco, diciamo, tutte queste dimensioni vorremmo che quando bevono cogliessero un po' queste nostre dimensioni, come anche quindi questo vino sia un frutto di un'opera che è mescolata anche a momenti di preghiera. Non è solamente un lavoro fino a se stesso, ma è un lavoro che si inserisce dentro un disegno più grande di sviluppo dell'uomo in tutte le sue dimensioni, quindi lavorative sicuramente, ma anche trascendenti, quindi di preghiera, di orazione. Ecco, vorremmo un po' che tutto questo passasse anche attraverso attraverso i nostri vini, a chi li beve, ecco. Un percorso complesso, complesso. Un percorso sicuramente complesso, però Stefania in parte mi hai già risposto, ma vorrei tornare alla tua cucina emozionale, no? Perché emozioni, comportamento, cibo sono strettamente connessi, no? I nostri stati d'animo possono essere influenzati dal cibo che mangiamo. Allora, come pensi che la tua cucina possa influenzare lo stato dell'anima dei tuoi clienti? Molto semplicemente, allora, va bene, la cultura di adesso sappiamo bene che ha un po' distrutto la spiritualità del cibo e del vino, nel senso che tante volte si prende, si mangia oppure si beve senza pensare a quello che c'è dietro, senza pensare che ci sono preparazioni di ore per un determinato piatto che poi in 3 secondi ti mangi, e lo stesso per il vino, che magari si lascia là anche mezza bottiglia, ma viene sempre, gli dico no, ci saranno 10 grappoli d'uva, 2 ore di lavoro di questo e l'altro, quindi ecco, adesso ho perso il filo del discorso. Il rapporto emozionale, comunque, quello che vorrei, che penso sia giusto che venga trasmesso, è proprio anche il tempo proprio di trovare un attimo e di fermarsi e di capire quello che si sta gustando e di godere di questo nella condivisione. Ecco, l'emozione viene data anche un po' se parlo del mio ristorante, perché vorrei sempre collegarmi a Dom Stefano, ma in questo mi chiudo nel mio e dico è correlato oltre al piatto e alla cucina anche al servizio stesso e al luogo, il posto dove ti puoi fermare, calmare e vedere e gustare, quindi anche nutrirti e farti del bene.
e guarire te stesso. D'altronde questo nasce proprio perché penso questo rapporto, questo bellissimo momento anche di condivisione è perché il cibo aiuta, giusto Gino, che è il tuo lavoro, a curare insieme anche al vino, perché è ricco di polifenoli, voi saprete meglio di me, però a curare anche determinate problematiche che possono essere sì fisiche con molta calma, però anche dello spirito stesso, cioè calmare tutta questa frenesia e dare un'emozione diversa, vera, reale. Stefania, bravissima, perché in realtà Healthy Living, queste conversazioni nascono proprio dalla volontà, infatti intorno ai tavoli c'è uno chef, c'è un vignaiuolo, c'è un medico, e nasce proprio dalla volontà di utilizzare il buon cibo e il buon vino come cura e prevenzione delle malattie, quindi educare le persone a mangiare e a bere bene. Allora è incontrovertibile, Dom, che i monaci hanno contribuito alla conoscenza e all'affermazione di alcuni vini. Pensiamo ai benedettini per il Cirò o il Santa Maddalena, i Cavalieri di Malta che hanno dato vita al Bardolino, al Soave, al Valpolicella, i Gesuiti al Lacrima Christi e i monaci scalzi al vino dei Colli Ugani. Inoltre la conoscenza del latino ha permesso la diffusione dei testi agricoli latini. Sulle orme del Dom Perignon, caro Dom, avete creato il Dominus Abdas, lo spumante dell'abate. Ci puoi raccontare dove è nata questa idea e riunire in un vino il vostro motto Oret Labora, la tranquillità e il silenzio che fanno bene allo spirito? È questo il senso di quel vino? Sì, allora intanto diciamo la tradizione benedettina è molto lunga e anche senso senza andare a guardare l'Europa, se guardiamo solo l'abbazia di Praglia abbiamo documenti che parlano già della produzione di vino all'inizio del XII secolo, quindi l'abbazia di Praglia già produceva vino in quel periodo, quindi dentro il mondo monastico c'è una lunga tradizione. Pensando a questa tradizione, diciamo, la nostra cantina ha avuto degli alti e dei bassi e ultimamente, diciamo, era più verso il basso, ecco, non era. A un certo punto abbiamo pensato, è stato pensato di riaprirla e questo è avvenuto verso gli anni, non è tanto tempo fa, siamo verso il 2010. E pensando a questo abbiamo pensato, ecco, tra le varie produzioni attente ai vitigni autoctoni che sono nella zona dei colli, anche di riallacciarci a questa tradizione benedettina, in particolare al Dom Perignon, che prima di essere una marca era un monaco benedettino, che appunto ha messo a punto questo che più possiamo indicare come metodo classico. E quindi nel 2011 è stato dato l'avvio a questa produzione di spumanti con metodo classico che, come dicevo poco tempo fa, siamo ancora in fase di sperimentazione, pensiamo ecco, che devono rimanere sui lieviti almeno 4 anni. È il primo a essere prodotto, quindi in quanto tale nel 2013 abbiamo cominciato, è Domus Abbas. Domus Abbas, quindi lo spumante dell'abate, che è stato così formato, è una cuvée in pratica di Chardonnay, Garganega e Raboso Piave. E quindi l'intenzione ecco, era di legarci a questa tradizione benedettina e quindi praticamente ecco a questo punto ci siamo accorti che siamo, penso, l'unico monastero che ancora produce direttamente, non so se ci sono altri che lo fanno produrre altri e poi gli danno il nome, ma l'unico monastero che produce attualmente, monastero benedettino, che produce degli spumanti col metodo classico, quindi col metodo messo a punto da Dom Perignon, che era un benedettino, siamo noi a Praglia. E l'intenzione era un po' ecco, mettere dentro un qualcosa di questo spirito benedettino, soprattutto, come dicevo già prima, questo tempo, questo saper aspettare, no? La vita monastica non è uno sprint, è una maratona, richiede tempi lunghi per crescere, per sviluppare, per arrivare agli obiettivi che uno si pone. E questo passa anche nei vini, penso che non sia casuale che
inventato un monaco, quindi un metodo di preparazione su tempi così lunghi. E quindi diciamo questa era l'idea che sta alla base di questa produzione di spumanti metodo classico. Grazie Dom, adesso ho una domanda per entrambi, no? Non vi è dubbio, Stefania, che nel tuo ristorante, esattamente come nella Brazzia di Praglia, si respirano armonia e gentilezza. Luci, colori, decorazioni favoriscono la tranquillità dell'anima e rievocano ricordi piacevoli. Allora mi domando, hai un piatto, Stefania, che ti dà serenità e scandisce il tuo tempo dello spirito? E poi chiederò al Dom se ha un vino che scandisce il suo tempo dello spirito. Allora, io il piatto che ho pensato che può scandire il tempo dello spirito, soprattutto in questo periodo molto difficile, è un piatto povero e potente, mi sento di dire, perché è la crema di pane. È una ricetta dedicata proprio a questo tempo, perché il pane è l'alimento, insomma, totalizzante, fondamento di tutto, insomma, e si riparte sempre dal pane. Questa crema di pane, chiamata anche in Veneto panade, molto rivisitata, abbiamo fatto un piatto e viene fatto con il pane raffermo, viene cotto con della cipolla, viene servito con un crudité di pomodoro lavorato col basilico e dell'acciughina. Quindi, e dell'olio extravergine, ecco, anche l'olio extravergine che è un farmaco lenice, è un piatto molto salutare, si può dare ai bambini e agli anziani, ed è un piatto emozionale, il quale mi è capitato, ti racconto questo aneddoto, ho pensato a questo piatto proprio perché lo usavamo ogni tanto come piccolo entrée di benvenuto nel nostro ristorante, per mettere, come in tutti i grandi ristoranti, per mettere subito a suo agio il cliente, viene scelto un piatto da noi, dallo chef al momento, e un giorno abbiamo scelto questo piatto della cultura veneta che viene chiamato panada, ma poi anche in tutta Italia. E tutti quelli che lo assaggiavano, era una cosa piccolina, si emozionavano, dicevano ma che buono, nella sua semplicità è il piatto della ripartenza, insomma. Poi la nostra città ha una tradizione grande con il pane Sant'Antonio, il pane per i poveri, c'è ancora questa insomma, si fa ancora questa cosa ed è, secondo me, un piatto perfetto. Ottimo. E Dom, cosa accompagniamo a questo piatto perfetto ma semplice? E poi torneremo sul concetto di piatto semplice. Piatto semplice, così abbiamo sentito, semplice ma elaborato. E diciamo questo piatto semplice, io vedrei il nostro vino, che è quello che abbiamo chiamato Rubidus. Rubidus, quindi ha un piatto che è tipico, mettiamo un vino che è anche tipico, viene da un vitigno, il vitigno che è del Rubidus è il Raboso. Il Raboso, in particolare Raboso veronese, è un Raboso al 100%, quindi totale della sua purezza, un vino che ha un rosso intenso, si dice così, una personalità spigolosa viene definita. Questo, diciamo, il Raboso veronese un po' attenuata rispetto all'altro Raboso, però ecco, nonostante questo ha un gusto un po' fruttato e anche fresco. Per cui ecco, lo vedrei il vino adatto, quindi un piatto tipico delle zone con un vino che viene prodotto da un vitigno tipico, che è come il vitigno tipico del Raboso, che è di casa nei colli. Ecco. Bene, quindi abbiamo... Dimmi Stefania. È vero. L'abbiamo usato spesso nelle tavole nostre, anche proprio di tradizione, il Raboso. È un vino è proprio perfetto abbinato a questo piatto, secondo me, perfetto. Al di là che ci sia l'acciughina, credo che sia il vino proprio così. Bene. Di solito chiudiamo la puntata, la conversazione con la ricetta e il vino. Questa volta l'abbiamo un pochino anticipato, quindi abbiamo la fortuna, ci restano alcuni minuti ancora per condurre questa conversazione verso il termine. Allora Stefania, un'opera d'arte nasce dall'interazione tra l'artista e la tela. È chiaro che un pasto che soddisfa l'anima nasce dall'interazione tra lo chef e gli ingredienti.
Qual è la tua opera d'arte, quindi? Dici il nostro piatto un po' più, insomma, quello che posso definire l'opera d'arte del ristorante Belle Parti, ce l'ho. Sono gli spaghetti cacio, pepe e scampi. Allora, qui mi sposto dalla nostra tradizione e torno nella capitale. Abbiamo il piatto capitolino per eccellenza, che è stato il piatto che ci ha rilanciato, perché è stato un po' per noi una sfida. Ancora 10 anni fa, dopo un viaggio a Roma di un nostro collaboratore cuoco, torna a casa con il cacio e pepe e dice: ci abbineremo del pesce. Io dissi: facciamo gli scampi, che magari è un piatto, proviamo con questo azzardo. E uno dice: ma come? Il pesce col formaggio sono le due cose proprio che sono uno l'antitesi dell'altro, proprio non c'entrano nulla. Invece abbiamo creato il matrimonio perfetto. Ecco, lì abbiamo messo, diciamo, ci siamo giocati un momento di grande difficoltà, abbiamo detto chissà se verrà capito e verrà compreso. In realtà è nato il matrimonio perfetto, è diventata la nostra opera d'arte e ne sono anche molto orgogliosa perché, ripeto, adesso lo fanno anche in tantissimi altri ristoranti, non tutti sanno che magari nasce qui per un'idea che poi riprendemmo in realtà da un piatto di Heinz Beck, che lui lo faceva con le cozze, ancora alla Pergola di Roma, e noi qui a Padova, piccolini nel nostro, ci siamo lanciati e devo dire che ecco, questa è la nostra opera d'arte, data anche un po' dal coraggio di mettersi in gioco con qualcosa di diverso per poter esprimere e muovere sempre un'emozione, nel senso sentire nel palato un gusto da cui siamo abituati, che può essere lo spaghetto cacio e pepe, non con il pesce, con il nostro pescato del nostro mare del nord Adriatico. Ecco. Stefania, qua vorrei contraddirti perché in realtà l'opera d'arte del tuo ristorante non è solo il piatto che ci hai appena illustrato, ma sono molti di più, però non potremo condurre tutta la conversazione per ogni singolo piatto del tuo menù. Allora ne approfitto di nuovo col Dom, prendendo a pretesto il suo master in psicologia, no? E gli chiedo di commentare il testo di Gordon Shepherd, un neuroscienziato di Yale, che ha scritto il libro Neuroenologia, come il cervello crea il gusto del vino, nel quale Gordon Shepherd approfondisce lo stretto rapporto tra cervello e vino fin dal primo assaggio, concludendo che memoria, emozioni, stato d'animo finiscono per influenzare la nostra esperienza gustativa o degustativa, meglio, come abbiamo detto prima. Sei d'accordo che c'è questa stretta interazione? Sì, c'è sicuramente questa, questo lo sa bene chi vende vino, questo lo sanno bene chi è chiamato a vendere, che cercano appunto di legare e far trasportare dietro l'acquisto di un vino tante altre immagini, tante altre esperienze, cercano di fare emergere altre dimensioni, sia chi prodotte bottiglie, ma anche chi ha dei punti vendita, che quindi sfrutta l'ambiente, le visioni storiche che si aprono davanti, che per cui quando uno beve porta dietro tante altre cose, tanti altri aspetti che danno un valore aggiunto, per cui per esempio quello capita a tutti, un vino bevuto in un dato ambiente non ha lo stesso valore, lo stesso sapore, anche se mettiamo la stessa bottiglia che è bevuto in un altro ambiente, perché dietro ti porta altri aspetti, altri ricordi, ambienti differenti fanno sorgere dietro di te ricordi differenti, sensazioni differenti. E questo vale sia in positivo, ma può valere anche in negativo. Per esempio, adesso mentre parlavo mi è venuto in testa questo, mi viene in testa, per esempio noi produciamo un vino classico per i Colli Ugani, no? Il Moscato Fiori d'Arancio, facciamo questo esempio, lo producono in tanti, però noi lo produciamo con una particolarità, il nostro invece di essere dolce è secco. A me piace tantissimo quando lo prendo, però quando lo diamo, quando viene gente per assaggiare, possono essere sia chi viene a fare una visita alla cantina o chi è interessato più da un punto di vista commerciale, se glielo proponi come Moscato Fiori d'Arancio, prima, diciamo, impressione, appena che lo beve rimane male.
perché nella sua mente c'è tutta un'altra aspettativa. Dentro di sé già il nome gli ricorda altre cose, e quindi quando beve il nostro vede che le due cose non concordano, quindi i suoi memorie, i suoi ricordi, ciò che il nome li chiama, li fa andare verso un tipo di vino. E il nostro, ecco, al momento è altro. Ovviamente dopo deve bere un secondo, un terzo sorso, il quarto, e dopo a quel punto gli piace, deve cominciare a dimenticare quello che è nella sua testa per poter gustare veramente il vino e questa novità. Ecco, è così. Io credo che il fior d'arancio proprio secco sia il vino identificativo della nostra città, perché è un vino veramente proprio nostro. Io l'ho assaggiato, il vostro è veramente eccezionale. Bisogna fare tabula rasa, dimenticarsi il fior d'arancio dolce che magari si beve alle tavole. Questo è un vino di un'eleganza, per esempio tanti stranieri che vengono da noi al Belle Party, che lo assaggiano, proprio restano a bocca aperta, dicono è veramente un grande vino. Noi lo usiamo spesso anche negli antipasti di pesce crudo. Se devo scegliere un vino per dire questo è un vino padovano, scelgo il fior d'arancio secco. Stefano, Dom, vuoi aggiungere qualcosa? No, dicevo infatti per parlare appunto che questa tabula rasa, questo vino per esempio fiori d'arancio secco, prima diciamo del periodo pre-Covid, lo vendevamo parecchio tramite conoscenze nell'estremo oriente, perché non erano prevenuti, no? Non sapevano bene, e quindi a loro piaceva, no? A loro piaceva, perché non è che pensavano fior d'arancio dolce o altro, quindi... Io quando lo propongo agli stranieri veramente restano a bocca aperta. Per esempio abbiamo avuto Martin Scorsese a cena qui al Belle Party, che è un grandissimo regista, direi uno dei migliori al mondo, ha bevuto il fior d'arancio secco dei Colli Ugani, quindi onore, ha fatto anche i complimenti. Questo secondo me è proprio il vino identificativo, e ha detto bene, un gran vino, il nostro moscato. Il nostro moscato secco. Secco. Questo è uno scoop, quindi Martin Scorsese che beve fiori d'arancio al Belle Party, ottimo, questo ce lo segniamo. Allora, stiamo avviando... Come? È l'aneddoto della serata. L'aneddoto della serata. Ci avviamo verso la conclusione della conversazione, abbiamo detto cibo per il corpo, cibo per la mente, cibo per lo spirito. Adesso non vorrei banalizzare, però si dice che per essere felice basti poco, quindi quanto più un piatto è semplice, tanto più dovremmo essere felici. Allora, concordi per quanto riguarda il cibo? E la domanda per il Dom, qui in chiusura, il vino deve essere semplice? Prima Stefania. Allora, sì, assolutamente sì. La semplicità vince su tutto, ed è anche la più difficile da raggiungere, da fare sia nel piatto, e credo, Dom Stefano, anche nel vino. Avere un vitigno soltanto da lavorare non è mai, credo, non lo so perché... non è più facile che fare un vino con altri vitigni o blend. Cosa ne pensi? La semplicità forse. Dom. Sì, penso anch'io che in generale, non solo per il vino, dopo nella mia impostazione, e anche ne vale anche nella vita in generale, e anche nella vita monastica in particolare, la semplicità è sempre vincente. Quindi semplicità non solo come vitigni, ma anche come semplicità nella produzione, quindi stare attenti a cosa si aggiunge, perché tutti sappiamo che nel vino c'è l'uva 100%, ma dopo si possono aggiungere altre cose, quindi stare attenti alle semplicità anche in quel senso là, che sia vino nel più modo e nella maniera più semplice possibile. Come nei piatti, equilibrio e moderazione. Equilibrio e moderazione, sì. Potremmo chiudere qui la conversazione, visto che era il tempo dello spirito, quindi cibo e vino con equilibrio e moderazione, giustamente. Allora, permettetemi di ringraziare Stefania Martinato del ristorante Belle Parti di Padova e Dom Stefano Visintin dell'Abbazia di Praglia, della cantina Abbazia di Praglia, per averci accompagnato in questa conversazione che io ho trovato assolutamente deliziosa. E vi diamo allora appuntamento a mercoledì prossimo, dove si parlerà di cibo e vino come anti-aging. Grazie, buona serata a tutti, grazie Dom, grazie Stefania. Grazie, buonasera. Grazie Dom.
Anche a voi.